Primo clamoroso caso in Italia di bambine nate con anticorpi contro il Covid-19. Sono figlie di due donne medici di Padova che hanno dato alla luce le loro bimbe dopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccino contro il Covid-19. Si tratta di Anna, la piccola nata il 9 marzo, di Valentina, nata giusto una settimana dopo, Valeria Bernardi, ginecologa di 37 anni, e Anna Parolo, immunologa dell'ULSS 6 Euganea, 36 anni, hanno quindi dato alla luce le loro bimbe dopo il vaccino. Le piccole creature sono di fatto le prime in Italia nelle quali sono stati isolati gli anticorpi su sangue neonatale alla nascita. Ci siamo vaccinate appunto attorno al settimo mese, e quindi l'ultimo trimestre di gravidanza, e le dosi sono state ben tollerate. Ho fatto entrambe le dosi a distanza di 21 giorni come prescritto, e non abbiamo avuto problemi, né io né la bimba. Grande traguardo e soddisfazione da parte di tutta l'equipe del servizio di medicina prenatale dell'ULSS 6 Euganea Padova, coordinata dal dottor Iorizzo. Ad oggi la letteratura internazionale si è sempre basata sui dati del sangue cordonale. Invece questo isolamento direttamente sul sangue neonatale fa completamente la differenza. Questo apre un grosso scenario nel campo dei vaccini, tant'è vero che noi dal 2010 consigliamo di vaccinare la popolazione gravida per l'influenza durante la stagione invernale. Consigliamo di vaccinare tutte le future mamme per la pertosse al settimo mese, e adesso consiglieremo molto probabilmente il vaccino anti-Covid al settimo mese come timing, per far sì che questi neonati possano nascere già protetti.